Buonasera, eccoci al telegiornale, i titoli di Sicilia 24. Domani si ricorda il 25 aprile con cortei, iniziative e manifestazioni. Massima allerta nelle grandi città per il rischio di tensioni, mentre il popolo dei vacanzieri non si fa sfuggire questo lungo ponte. Europei, in Forza Italia si profila l'ipotesi della candidatura per la deputata regionale Luisa Lanteri, vicina all'ex presidente Cuffaro. In Sicilia con le discariche sature la Tari rischia un aumento del 30%, la decisione entro 10 giorni. C'è l'allarme di Legambiente per il fiume Alcantara, sotto il livello di guardia per la siccità. A Palermo un piano antispreco idrico e per la prevenzione degli incendi. A Palermo il cane One, ridotto in fin di vita, picconato e lasciato in un sacchetto tra i rifiuti. Corso dei Martiri a Catania, nel degrado e l'incuria, tante le segnalazioni dei residenti che denunciano il pericolo anche di percorrere i marciapiedi. Calcio, tutto in 90 minuti per il Catania che prepara il match con il Benevento, da valutare Furlan in attacco, pronta la coppia Cianci di Carmine. Buonasera, eccoci da nord a sud. L'Italia domani ricorda il 25 aprile con cortei, iniziative e manifestazioni, massima allerta nelle grandi città per il rischio tensioni, mentre il popolo dei vacanzieri non si fa sfuggire questo lungo ponte. Lorena Dolci. Sarà un 25 aprile con le nubi all'orizzonte e non solo dal punto di vista meteo. La festa della liberazione non ha mai visto piazze così contrapposte, divise dal solco sempre più profondo tracciato dalla guerra in Medio Oriente. Se a Roma e Milano è massima allerta, nella capitale è già scattato il piano sicurezza. In tutte le principali città è in programma la tradizionale deposizione della corona di alloro alla lapide dei caduti. A Catania, dal sacrario della chiesa di San Nicolò l'Arena, l'omaggio procederà a Gran Michele. Poi partiranno i cortei con l'associazione Partigiani in testa a rimarcare i valori della libertà e della democrazia nel giorno in cui si ricorda la liberazione dal nazifascismo. A Catania l'appuntamento è a Piazza Palestro alle 10. Un giorno di lotta per la pace e di sostegno alla Costituzione e per combattere i nuovi fascismi sarà il senso della giornata per ANPI, CGIL, ARCI e le altre associazioni della rete palermitana. Proprio domani la CGIL sarà nelle piazze dell'isola con i primi banchetti per lanciare la raccolta di firme per i 4 referendum promossi dal sindacato. La festa della liberazione quest'anno cade di giovedì e quindi configura un ponte particolarmente allettante che insieme a quello del 1° maggio vedrà oltre 9 milioni di italiani in viaggio, 1 milione in più circa dello scorso anno. Al sud i vacanzieri saranno liberati dal freddo che da domani cederà il posto a temperature primaverili, condizioni ideali per picnic e gite fuori porta. Attenzione però al traffico, 3 i giorni da bollino rosso sulle strade, la mattinata di domani per le partenze e pomeriggi di domenica 28 aprile e del 1° maggio per i rientri. La politica elezioni europee. In Forza Italia si delinea l'ipotesi della candidatura della deputata regionale Luisa Lantieri vicina all'ex presidente Cuffaro e arriva anche l'inaspettato appello di Schifani. Sentiamo Luca Ciliberti. Ultimi incastri per le liste alle elezioni europee. C'è il nodo Cuffaro che non trova ufficialmente casa ma che non vuole disimpegnare il proprio elettorato. Il simbolo non ci sarà ma la nuova DC vuole esserci, magari concentrandosi su un nome all'interno di una lista già presente. E perché no? Proprio in quella di Forza Italia dopo l'appello inaspettato che arriva da Schifani durante l'inaugurazione di un pezzo della A19 tra Buonfornello e Scillato. I voti di Cuffaro sono utili per essere eletti, l'ho sottoscritto, per essere stato eletto il sindaco di Palermo, il sindaco di Catania, a Caltanissetta la DC di Cuffaro è con noi e quindi sono voti determinanti che il centrodestra apprezza. Quindi quando qualcuno invece ha la puzza sotto il naso la cosa naturalmente non può farmi piacere. Naufragata l'intesa con gli Stati Uniti d'Europa di Renzi e Bonino, sfumata la trattativa con la Lega e la tentazione radicale, adesso Cuffaro scalpita. Mancano poco meno di 2 mesi al voto e i conti in casa Forza Italia si fanno sulle percentuali ed è chiaro che l'apporto della nuova DC non è indifferente. Lo stesso Cuffaro in un'intervista riformista stimava sui 140.000 i suoi voti. Ha un partito che è una realtà,
ha degli assessori che operano benissimo all'interno della mia giunta, tanti consiglieri, deputati regionali, consiglieri in tutta la Sicilia. È un partito che è votato liberamente dai cittadini. Il nome utile potrebbe essere quello di Luisa Lantieri, eletta in Forza Italia, proveniente dal mondo di Cuffaro e al di sopra di ogni sospetto, soprattutto per quel mondo che predica legalità. Il riferimento è proprio a Caterina Chinnici. Non capisco quali malumori potrebbero esserci, perché la collega Lantieri è una deputata come altri, per cui se malumori dovessero nascere dal fatto della competizione non credo, perché sono tutte persone in gamba che io conosco, i deputati, e che sanno di scendere in campo per dare una grande mano al partito. Schifani smorza perché la partita del peso specifico nazionale all'interno del suo partito vale molto e lui lo sa. Rischio aumento Tari, la tassa sui rifiuti per i comuni siciliani. Entro 10 giorni potrebbe essere deciso un aggravio del 30% e come si cerca di evitarlo. Lorena Dolci. Corsa contro il tempo per evitare un nuovo aumento della Tari, la tassa sui rifiuti, che in Sicilia è fra le più alte d'Italia. Il rischio è che i cittadini trovino in bolletta un 30% in più. Cosa è accaduto? Con le discariche dell'isola Sature i rifiuti da 1 anno e mezzo vengono inviati all'estero, una spesa quadruplicata. Per ammortizzare questi extra costi, i sindaci contavano su un fondo regionale di 45 milioni che è stato revocato. Togliendo dalla disponibilità dei comuni quella somma, costringe i comuni nell'approvazione del piano economico finanziario il 30 di aprile a caricare quel mancato contributo della regione sui PEF, quindi questo tra inefficacia, aumento dei costi e revoca del decreto porterebbe all'aumento di circa il 30%. La prima mossa dell'ANCI, l'associazione dei sindaci, è stata di chiedere al governo nazionale uno slittamento di 2 mesi per i PEF, i piani finanziari dei rifiuti che decidono la Tari e che dovrebbero essere presentati tra pochi giorni, il 30 aprile. Se l'emendamento sarà approvato come pare, toccherà poi alla Regione trovare entro la fine di giugno i 60 milioni da mettere sul piatto dei rifiuti. Il contributo che toccava alla città di Catania era di 13 milioni, se vengono a mancare questi 13 milioni per capirci saranno riscaricati nuovamente nel PEF 2024 e quindi riscaricato nella copertura della Tari. Non possono essere i cittadini ancora una volta a garantire le coperture finanziarie attraverso l'aumento dei costi. Ai cittadini il compito di aumentare i livelli di differenziata per evitare il ricorso alla discarica, in attesa che il piano dei rifiuti annunciato dalla Regione diventi realtà. I cambiamenti climatici, l'assenza di piogge stanno mettendo a rischio la vita del fiume Alcantara, dove l'acqua è scesa sotto i livelli di guardia. Gli ambientalisti lanciano l'allarme: quest'estate qui sarà un deserto. Emanuela Corsi. Anna Maria, noi siamo nelle piccole gole del fiume Alcantara, qui ci possiamo rendere conto di quella che è la situazione. Qui è la zona dove anni fa abbiamo segnalato la moria dei pesci e in questo momento si vede, le rocce bianche indicano che l'afflusso di acqua sta diminuendo, in più si stanno creando delle zone di secca. Questo vuol dire che il fiume ha una portata bassa e che presto saremo soggetti appunto a una secca. La crisi idrica tocca anche il fiume Alcantara, sorvegliato speciale dagli ambientalisti. In molti punti l'acqua è scesa sotto i livelli di guardia, mettendo a rischio l'intero ecosistema nell'area del parco fluviale. I cambiamenti climatici influiscono fortemente, però le abitudini dell'uomo purtroppo non stanno cambiando, stanno proseguendo come se nulla stesse succedendo. Per cui le captazioni permesse e quelle abusive stanno continuando e la portata si sta abbassando e coincidendo le due cose i risultati saranno pessimi. Qui attinge anche Siciliacque, che gestisce il servizio idrico in Sicilia. Siciliacque non capta direttamente dal fiume Alcantara ma blocca un affluente e in questo momento non permette che l'affluente porti l'acqua all'Alcantara, quindi non può dare il suo contributo al fiume. Questo cosa vuol dire? Che un fiume che è anche parco fluviale non ha il suo habitat integro. Il fiume viene alimentato dagli affluenti ma soprattutto dall'Etna. E non è più come era anticamente che con lo sciogliersi delle nevi si arricchiva l'Alcantara anche durante l'estate. Ora se la neve si scioglie immediatamente, in estate avremo un deserto totale qui.
Restiamo in argomento. Nonostante le piogge di queste ultime ore in Sicilia la crisi idrica si fa sentire. A Palermo ci sono state 3 ordinanze con le quali il sindaco mette il divieto ad annaffiare piante nei balconi e nei giardini con l'acqua potabile. Già attivo il divieto di usarla in piscine e fontane, introdotte poi norme e divieti per precauzioni antincendio. Sentiamo Maglio Viola. Vietato annaffiare piante in balconi e giardini oppure lavare auto private con l'acqua della rete idrica. La crisi comincia a far vedere i suoi effetti e il Comune di Palermo emana una ordinanza valida fino al 31 dicembre di quest'anno per impedire l'uso dell'acqua potabile per scopi considerati evitabili come appunto annaffiare o lavare l'auto. Contemporaneamente l'azienda Acquedotto di Palermo comunica che renderà pubblici i dati sulla crisi, l'acqua disponibile, le disposizioni antispreco e le eventuali turnazioni. Lo farà attraverso la comunità Open Data e presto anche attraverso un'app dedicata. L'ordinanza si aggiunge ad un primo documento che vietava già di usare acqua potabile per le fontane monumentali e decorative pubbliche e private e per le piscine. Per risparmiare acqua sono già state chiuse le fontanelle della città e diminuita la pressione nella rete di distribuzione. E in un momento di crisi idrica si pensa anche al rischio incendi strettamente correlato. Con un'altra ordinanza si impone ai proprietari dei terreni privati di bonificare entro il 15 giugno dalle sterpaglie, si vieta di accendere fuochi per eliminare le stesse sterpaglie e si introduce il divieto di fumare in parchi, giardini e boschi. Accorgimenti però difficili da far rispettare. Il Parlamento europeo approva le nuove linee guida dei trasporti europei e inserisce il ponte sullo stretto. A Messina invece si parla dell'acqua che servirà per i cantieri in un momento critico per la siccità. Francesco Triolo. Il Parlamento europeo, nell'approvare le linee guida aggiornate per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, ha previsto tra i punti l'inclusione di un riferimento allo stretto di Messina per aggiungere al cosiddetto corridoio scandinavo-mediterraneo un collegamento fisso o un ponte per collegare Villa San Giovanni a Messina, che così potrebbe dunque accedere ai finanziamenti europei. A livello locale invece la nuova frontiera delle polemiche sul ponte sullo stretto è quello dell'acqua, in un periodo in cui in Sicilia il tema siccità è uno dei più preoccupanti. A dare il via è stato il sindaco Federico Basile, che ha sollevato il problema dell'acqua per i cantieri, subito cavalcato dal senatore della Lega Nino Germanà, che ha scritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geologi e al collegio dei geometri di fatto una sorta di provocazione nei confronti dello stesso Basile. Non ho mai parlato dell'acqua per il calcestruzzo e ritengo che neanche il senatore debba entrare nel merito di queste cose, che sono cose tecniche. Mi fa sorridere che il senatore abbia il tempo di scrivere una nota agli ordini professionali piuttosto che magari venire nei tavoli che abbiamo creato proprio per questo motivo. E da rispondere ai dubbi e ai timori del sindaco è stata la società Stretto di Messina, che assicura non saranno pregiudicate in alcun modo le forniture idriche delle città di Messina e Villa San Giovanni. In tale quadro, ove non fossero disponibili le quantità necessarie, sarà sviluppato da parte del contraente generale uno specifico piano di approvvigionamento che farà principalmente ricorso a fonti idriche alternative, come ad esempio dissalatori di acqua marina, potabilizzatori, navi cisterna. Un tema però non da poco per una regione in crisi idrica e con l'ipotesi a breve della nomina di un commissario nazionale per gestire l'emergenza siccità. Un nigeriano di 31 anni camminava per le strade di Catania tenendo in mano un'ascia con la quale minacciava e impauriva i passanti. In tanti hanno chiamato la polizia da Viale Mario Pisardi in direzione Piazza Eroi d'Ungheria. Quando gli agenti lo hanno rintracciato aveva ancora l'arma in mano. È stato immobilizzato e a fatica, vista la resistenza opposta, è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza. E adesso a Carlentini, in provincia di Siracusa, un pensionato sale sull'auto che poco dopo esplode. Secondo gli investigatori si tratterebbe di un incidente forse legato ad una sigaretta accesa. Francesco Aloi. L'auto è ancora in piazza Diaz a Carlentini. Qui di buon mattino è morto Salvatore Nigro, 76 anni. Era salito sull'auto, pare stesse fumando una sigaretta, poi l'incendio ed il boato. Onestamente pensavo fosse fuochi d'artificio, non lo so, ho detto magari una cosa, una festa del paese, una piccola... Poi abbiamo visto invece le fiamme, anzi dei clienti ci hanno detto che c'era la macchina che partiva a fuoco. Conosceva la vittima? Sì, nostro cliente. Un boato che ha fatto arrivare i vetri dell'auto a decine di metri, a 2 passi dal Palazzo di Città. Qui la vittima veniva spesso ad incontrare gli amici. Che persona era? È tranquilla, una persona per bene. Lo conosceva? Certo, sì, parecchio.
Non lo so, non ho niente che dice, perché effettivamente io perlomeno l'ho conosciuto sempre come una persona per bene. Tutta Carlentini è sotto shock. I curiosi osservano i rilievi dei carabinieri che passeranno al setaccio le immagini delle telecamere. Intanto, a pochi metri dal SUV carbonizzato, c'è la bara con quel che resta del corpo della vittima. Oggi qui si respira un'aria triste per quello che sembra essere un brutto incidente. Un escursionista trapanese è rimasto tutta la notte bloccato in una zona impervia, ferito gravemente precipitando da una scogliera nei pressi di Cala Berretta, nella riserva dello Zingaro a Trapani. Stamattina un altro turista ha sentito i suoi lamenti, lo ha raggiunto trovandolo in stato di ipotermia. L'uomo, recuperato dal soccorso alpino, è stato trasportato in ospedale a Palermo. Adesso una vicenda a Palermo, nel quartiere Cruillas, trovato tra i rifiuti un cane agonizzante preso a picconate. Indagini in corso per capire chi è stato. Marco Gullà. Il cane che vedete in questa foto si chiama Oney, è stato preso a picconate ed è stato trovato agonizzante in un cassonetto dei rifiuti nel quartiere Cruillas a Palermo. Un gesto terribile, indegno. A lanciare l'allarme è stata una donna, ha sentito il cagnolino lamentarsi, era chiuso in un sacchetto sotto una montagna di immondizia e ha chiamato la figlia. Ero al lavoro, intorno alle 18:30 mi squilla il telefono dell'azienda dove lavoro ed era mia madre che mi chiedeva con voce tremante e impaurita come muoversi, cosa fare, perché aveva appena trovato un cane dentro un cassonetto della spazzatura. Oney è stato picchiato a sangue senza pietà. In clinica è stato stabilizzato ma non è ancora fuori pericolo. Le sue condizioni tutt'oggi sono gravi, molto gravi, perché ha avuto un'emorragia cerebrale. Quindi oggi proprio stamattina è più vigile, ha aperto gli occhi e si è mosso la testa. Quindi i medici sperano bene, però non sappiamo che danni riporterà, se rimarrà vivo, che danni neurologici riporterà il cane. Una sequela di violenza nei confronti degli animali, dal cane Aaron bruciato vivo mesi fa ad un altro cane bastonato sempre nel capoluogo siciliano. Palermo è diventata un'oscenità proprio, ogni giorno ci sono episodi di violenze contro gli animali e nessuno viene punito. Sinceramente non ne possiamo più, noi volontari, animalisti e tutta la gente comunque civile che ha un minimo di sensibilità. A Canicattì nell'Agrigentino la polizia ha denunciato una donna di 36 anni indagata di danneggiamento, ricettazione e stalking per vendetta, ha danneggiato un'auto parcheggiata. Davide Sardo. Periferia di Canicattì, grosso centro in provincia di Agrigento, una donna a bordo di un'auto, una Fiat Punto, si scaglia per ben 2 volte contro un veicolo parcheggiato sul ciglio della strada. La scena, ripresa con un cellulare in poco tempo, è diventata virale sui social. La 36enne è stata individuata dagli agenti del commissariato di Canicattì e denunciata alla Procura della Repubblica di Agrigento. Alla donna, residente a Canicattì, già nota alle forze dell'ordine, sono contestati i reati di danneggiamento aggravato, ricettazione e stalking. L'auto che la donna stava guidando e che è stata scagliata a velocità contro un'altra automobile posteggiata in strada è risultata rubata. Ed ecco perché si configura il reato di ricettazione. Stalking perché l'aggressione, tra virgolette, sarebbe stata provocata da contrasti e dissidi di natura coniugale. Nel video si vede anche la donna inveire contro qualcuno e raccogliere da terra un grosso sasso, dirigersi verso una traversa e poco dopo tornare a mani vuote. I residenti della zona hanno telefonato al 113. Gli agenti sono subito accorsi sul posto e hanno bloccato la donna. Adesso una breve pausa e poi ci occuperemo dello scempio di Corso dei Martiri a Catania. Lo scempio di Corso dei Martiri, degrado e incivili offendono le iniziative di rilancio di Catania. Tonino De Mana.
Da decenni si parla di rilancio, progetti su progetti, foto, rendering e proclami, e anche dove qualcosa è stata fatta il degrado prevale su tutto e tutti. Corso dei Martiri è il simbolo di una Catania che vuole cambiare passo ma che resta indietro, zavorrata da un'infinità di problemi ed umiliata dai vandali. Sfregi che mortificano e che rovinano sforzi ed investimenti, anche europei, per cercare di offrire alla città spazi verdi e sportivi. Risultati purtroppo sotto gli occhi di tutti. Il campetto di basket che vedete, nonostante l'area videosorvegliata, è stato più volte danneggiato. Sono state smontate ed asportate le grate per l'acqua piovana, al loro posto cumuli di rifiuti, come mostrano le immagini. E le immagini mostrano anche lo stato d'abbandono degli alberi, alcuni tagliati ed altri a secco, con l'impianto di irrigazione distrutto e in bella vista sul marciapiede. Sono tante le segnalazioni arrivate al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005, cittadini che denunciano il pericolo anche di percorrere i marciapiedi. Tutti i giorni siamo nella stessa situazione praticamente, perché c'è gente che si permette di buttare di tutto, mobili, poi soprattutto qua in questa traversa qua, questa che c'è qua al Corso Monte della Libertà, ho fatto io parecchie segnalazioni. Il cane ovviamente si può ferire perché sono pezzi di vetro, bottiglie, c'è di tutto, sostanzialmente c'è di tutto. Da Corso dei Martiri a Via D'Amico basta attraversare la strada per trovare altre micro e macro discariche con i passaggi pedonali praticamente off limits, e pensare che siamo a pochi metri dalla stazione ferroviaria e dai principali terminal dei bus. Davvero un pessimo biglietto da visita per chi arriva a Catania. Pienone di pubblico oggi allo Stadio Massimino per la 16ª edizione di un Gol per la solidarietà, l'evento che richiama ogni anno a Catania le star della TV italiana e siciliana e i giornalisti e politici per un messaggio di fratellanza. Quest'anno si va in gol contro il femminicidio. Eva Spampinato. C'era un'ansia da prestazione incredibile, però siamo davvero contenti di aver regalato questa immagine di Catania a tutta l'Italia, quindi grazie e grazie anche a voi. Esame passato a pieni voti per Luca Napoli, che per il 16° anno ha trasformato il campo dello Stadio Massimino di Catania in un grande amplificatore di messaggi sociali. Non solo beneficenza e supporto alle persone più bisognose in collaborazione con la Caritas diocesana, ma quest'anno anche un invito alla lotta contro i femminicidi. Quale migliore occasione di una partita di calcio che comprende un mix incredibile di addetti ai lavori dello spettacolo e dello sport che possono veicolare questi messaggi importanti e purtroppo di attualità. Un gol per la solidarietà e parata di star della TV nazionale e regionale. Il pugile catanese Salvatore Cavallaro è stato il portabandiera del messaggio contro la violenza sulle donne. Donne che quest'anno hanno arricchito la manifestazione, dalla madrina, la giornalista sportiva Giorgia Rossi, alla conduttrice in campo, la presentatrice catanese Chiara Giuffrida, con Ruggero Sardo e non solo. Ester Pantano, che ci fai con un libro in mano in mezzo ad un campo di calcio? Ci faccio che credo che sia importante, uno dei modi e dei metodi, degli antidoti migliori per quello che è la violenza sulle donne, sia in generale l'informazione e quindi informarsi. Questo è uno dei libri che io amo, che parla appunto di donne, parla di donne coraggiose, parla del dover entrare nel bosco che ci viene sempre consigliato di non affrontare, quindi di non entrare nel bosco, invece noi in questo bosco dobbiamo entrare, dobbiamo affrontare i lupi e bisogna educarli questi lupi. E Chiara, non te la squagliare, perché qua dobbiamo parlare di argomenti importanti. È importante essere insieme, tutti uniti in questa battaglia contro la violenza sulle donne. È importante che ci siano tanti ragazzi perché la sensibilizzazione inizia proprio in età adolescenziale. In campo per il quadrangolare di calcio tra Nazionale Artisti TV, All Star Sicilia, Nazionale Consiglieri Regionali d'Italia e Nazionale Giornalisti, anche il sindaco di Catania Trantino e il questore Bellassai. A vincere, come sempre, è la solidarietà. E adesso una breve pausa e poi il calcio con il Catania Ritirio che si prepara al match con il Benevento. Eccoci al calcio, il Catania lavora in ritiro per preparare il match senza appello con il Benevento, da valutare le condizioni di Quaini e Furlan, pronto al rientro Buà. Marco Carli. Tutti
Tutto in 90 minuti, difficile aspettarselo fino a qualche tempo fa, ma il Catania è riuscito a sprecare, soprattutto in trasferta, una serie di match point salvezza. L'ultima occasione per chiudere in anticipo i discorsi è stata a Potenza col Sorrento domenica ed è andata male come tante altre. E adesso c'è il Benevento, in lotta per il secondo posto con l'Avellino, anche se sfavorito dagli scontri diretti. Non certo l'avversario più facile da affrontare in un momento come questo. All'andata è finita 4-0 per il Catania, alla vigilia di un mercato di gennaio che in quel periodo veniva visto come la panacea dei mali del girone d'andata. Ma nel ritorno i rossazzurri hanno fatto ancora peggio. C'era Lucarelli in panchina nel Catania. Quella sconfitta portò invece Auteri alla guida del Benevento. Incroci che sembrano di stanti anni luce, sepolti sotto i tanti errori e le tante cadute del 2024 rossazzurro, se si eccettua la luce abbagliante della serata di festa in Coppa. Il Catania è in ritiro e la classifica dice che serve la vittoria per mettersi al sicuro. Il resto dipende da una serie di possibilità legate alle avversarie dirette nella corsa salvezza. Possibilità che ovviamente si assottigliano qualora i rossazzurri dovessero perdere. Zeoli avrà a disposizione Bois, mentre perde Marsura per squalifica. Saranno giorni decisivi per le condizioni di Quaini, uscito con una distorsione dal match col Sorrento, e per Furlan, che non è sceso in campo per un risentimento durante il prepartita. Si lavora per provare a recuperarli. Bassa la percentuale di rivedere Rapisarda. In attacco probabile dal primo minuto la coppia di Carmine e Cianci, con l'autore dei 2 gol, con il Sorrento pronto a dare il suo contributo alla causa, una causa che si chiama salvezza e dunque playoff. Io mi fermo qui per questa edizione di Sicilia 24, grazie per l'attenzione e buona serata.